Carnet de voyage, dall'archivio del Centro Studi Piemontesi, in lingua piemontese, Scartari ed viaggi, quaderno, diario di viaggio. Cerea e bentrovati all'archivio del Centro Studi Piemontesi. Il tema di quest'anno è il viaggio, il carnet de voyage, lo Scartari, e anche noi nel nostro archivio abbiamo diverse testimonianze di viaggi. Si può infatti cercare un percorso, individuare un percorso che passa dalla grande storia, dagli eventi storici degli ultimi 100 anni d'Italia, a delle memorie care alle personalità importanti della cultura piemontese come Mario Gabinio o Renzo Gandolfo, alle memorie più private, proprio come il diario di prigionia di Alessandro Forchino, che è stato l'ultimo dono arrivato in archivio nel 2022. Allora, incominciamo dalla storia con la S maiuscola. Abbiamo degli album donati dagli eredi di Giuseppe Mario Asinari Roussillon di Bernezzo, che è stato un generale aiutante di campo di Vittorio Emanuele III. Questi album, più molte fotografie sciolte, sono oltre 150 le foto sciolte e 149 quelle montate su album, documentano la visita di Vittorio Emanuele III in Eritrea, compiuta nell'ottobre del 1932. Sono delle fotografie straordinarie che ritraggono non solo i momenti ufficiali della visita, quindi gli sbarchi, le visite nelle città più importanti, Massaua e Asmara, ma anche tutti i percorsi e le città minori che sono state toccate, da Keren e gli incontri con le personalità locali. Abbiamo delle foto straordinarie di preti copti, di comunità locali copte, con i costumi tipici. E ci sono queste straordinarie riprese della baia e della città, così come si presentava nel 1932. Alcuni edifici sono ancora lì, si possono vedere a Massaua ancora adesso, il famoso Hotel Torino, come altri scorci di questi edifici. Una particolarità è questa processione effettuata nella cattedrale cattolica, che è ancora lei al suo posto. Un'immagine molto particolare è questa, che ritrae una parte del panfilo Savoia, che era il panfilo utilizzato dal re in occasione di visite di Stato e che venne distrutto nel 1944 da un bombardamento. Sempre alla famiglia Asinari Roussillon di Bernezzo dobbiamo il dono di questi altri album donati a loro dall'Istituto Luce e che raccolgono immagini dei viaggi del re in Tripolitania. Qua siamo nel 1938 e il generale Giuseppe Mario accompagna Vittorio Emanuele III in Tripolitania, e oltre ai momenti ufficiali vi sono alcune immagini straordinarie di momenti di svago in cui il re va a visitare gli scavi archeologici oppure assistono a delle rappresentazioni teatrali proprio all'interno dei teatri storici. Dal fondo Renzo Gandolfo, che è stato il fondatore del Centro Studi Piemontesi, provengono una serie di fotografie scattate da Mario Gabinio. Tutti noi abbiamo in mente le straordinarie foto urbane e di montagna di Mario Gabinio. Ecco, anche in questo caso si tratta di fotografie di montagna. Sono 58 piccole stampe in positivo
in bianco e nero, stampa ai sali d'argento, dove Gabinio e Luigi Galleani, due amici, si fanno una bellissima gita in montagna. Siamo nel 1935 e Gabinio documenta con il suo occhio e con la sua abilità queste montagne dell'Alto Adige e delle valli che visitano, la Val Venosta, la Val di Fassa. Siamo in un momento molto tardo. Gabinio ha già un taglio fotografico che va oltre il taglio amatoriale, è già molto conscio della sua abilità e proprio del suo occhio, e sono delle fotografie di montagna anche queste straordinarie. La particolarità è che, essendo nate come foto di reportage di una gita tra amici, hanno delle didascalie molto buffe, dove si prendono amabilmente in giro Gabinio e Galleani. Luigi Galleani e Mario Gabinio erano amici, erano entrambi soci dello UET, l'Unione Escursionisti Torinesi, un'associazione nata a Torino in un gruppo di ferrovieri, nata a Porta Nuova. Gabinio infatti era un ferroviere. In queste fotografie è spesso ritratto Luigi Galleani, chiamato da Gabinio il nonno. Alcuni aneddoti su queste foto e sulle didascalie che compaiono al verso sono molto divertenti. Questa ad esempio recita: il nonno si avvia alla discesa. Addio selvaggio e attraente gruppo dolomitico. Addio impressionanti e maestosi campanili che avete iniettata alquanta efficienza in questo vecchio corpo. Ancora un aneddoto. Questa bellissima immagine ritrae Luigi Galleani al rifugio Pisciadù e la didascalia recita: gruppo di sella parete nord, ospiti dei due sessi del rifugio Pisciadù. Il meno esteticamente conforme a questo rupestre ambiente è il nonno, perché Luigi Galleani è tutto vestito da signore molto bene, mentre i giovani del 35 erano già in canottiera e pantaloni corti. Sempre dal fondo privato di Renzo Gandolfo arrivano altre immagini di viaggi, questa volta private, compiute da lui negli anni tra il 20 e il 30. Immagini di viaggi in Europa, in Nord Europa si riconosce Berlino, si riconosce Bruges, Anversa, e viaggi in Italia, dove si riconosce invece Venezia, la Sicilia, Pisa. Quindi un grande viaggiatore, un grande amante di viaggi. Per quanto riguarda le memorie intime, l'ultimo arrivo all'archivio del Centro Studi Piemontesi è questo straordinario diario di guerra e di prigionia di Alessandro Forchino. Alessandro Forchino nasce nel 1896 e morirà nel 1981. Una vita molto lunga e ricca di soddisfazioni lavorative. Lascia questo diario della sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, sia come soldato, sia poi come prigioniero degli austriaci. Il diario viene donato dalla figlia Gabriella nel 2022 al Centro Studi Piemontesi. Alessandro Forchino fu dunque nella Prima Guerra Mondiale un ufficiale degli Alpini. Si salvò dalle battaglie più difficili, più dure, perché era uno studente, quindi aveva alcune licenze per venire a dare gli esami a Torino. Proprio in una di queste licenze ci fu Caporetto, a cui lui non partecipò perché era qui a dare un esame. In seguito venne catturato e venne tenuto in prigionia in un campo austriaco. Il diario si presenta in condizioni molto precarie, è stato davvero molto vissuto ed è scampato per ultimo miracolosamente a un incendio pochissimi anni fa. Si tratta di un quaderno che ora è quasi del tutto composto da fogli sciolti, minutamente scritti. La carta era poca, quindi Alessandro Forchino l'ha utilizzata tutta, scrivendo con una grafia molto minuta. Alcune pagine sono molto difficili anche da leggere.
è stato del tutto trascritto. Ecco, le ultime pagine sono forse quelle che hanno patito maggiormente problemi di conservazione. La pagina che andremo a leggere è una pagina piuttosto commovente, datata appunto il 10 marzo, in un momento in cui lui riceve un pacco da casa, perché gli ufficiali, diversamente dai soldati semplici, potevano ricevere dei pacchi da casa, avevano insomma un trattamento di favore. 10 marzo 1918, campo di prigionia di Hart Bay Amstetten. Mi sono addormentato tardi, ho pensato al pacco e al di là degli oggetti avuti sono andato a immaginare i pensieri del babbo e della mamma nel prepararlo. E li ho visti riposare tranquilli, lieti, dalle gioie che essi pensavano mi avrebbe procurato. E fu una gioia grande, venga presto il giorno del ritorno, e sarò ancora e più ancora il figlio affettuoso di una volta, e sarò ancora così pieno di entusiasmo per il bene che vi voglio, e voglio vedervi felici e contenti, miei vecchi, che ne avete tanto diritto. Vi ho pensati calmi e tranquilli. Siete sempre così tranquilli, non mi verrà mai meno la buona volontà. Tutta quanta la guerra ha riversato di dolori morali e di danni materiali sulla nostra casa. Sarà tutto messo a posto. Vivete e non mi verrà mai meno l'entusiasmo per il bene, perché vi voglio dare il premio che vi siete meritato nelle nostre vite di lavoro e di sacrificio. Molte volte ho dimenticato e sono stato egoista. Non lo sarò più per il futuro, perché prima di me ci siete voi, ne avete il diritto. Ora, dopo aver posposto per tanti anni il vostro benessere a quello dei vostri figli, io ritornerò più buono dopo mesi di guerra e di prigionia e più vicino alle vostre sagge parole, anche se sono così semplici. Vivrete per la gioia che ci ha unito e per un avvenire prossimo.